E alla fine, seppur con mesi di ritardo, c'è arrivata anche la Regione, ma sono servite le molteplici segnalazioni di Rete Veneta, la pressione dell'opinione pubblica e le proteste dei malgari prima che si ammettesse che sulle nostre montagne il problema lupi esiste. Ieri finalmente un primo passo importante. La Regione ha avanzato precise richieste a Bruxelles, contributi europei per il censimento del lupo nell'area alpina, controllo degli ibridi che risultano essere ben più pericolosi del lupo e arrivano ad attaccare persino l'uomo, e maggiori risorse per gli indennizzi agli allevatori. Ma soprattutto una correzione della direttiva comunitaria che rimoduli in funzione dei diversi territori la definizione di specie protetta per il lupo, che, ammette la Regione, non è affatto una specie in via di estinzione. Nel giro di 5 anni gli esemplari monitorati in Veneto, stando ai numeri indicati direttamente da Venezia, sono saliti da 2 a 38 e solo nel corso dei primi 9 mesi di quest'anno si sono resi responsabili dell'uccisione o del ferimento grave di 258 capi d'allevamento tra bovini, ovini ed asini. Insomma, il problema c'è e non deve essere affatto sottovalutato, tanto che sulla questione sono stati coinvolti anche i prefetti, cui è stato demandato il compito di farsi portavoce nei confronti del governo nazionale di quella che ormai è una vera e propria emergenza. Intanto, già domani il prefetto incontrerà gli 8 sindaci dell'Altopiano su richiesta del presidente dell'Unione Montana Emanuele Munari. Qualcosa insomma sembra finalmente muoversi e chissà che prima o poi anche l'assessore Pan non arrivi ad ammettere che quello lanciato da Rete Veneta era tutt'altro che inutile allarmismo, se ad occuparsene oggi è persino l'Europa.